Buongiorno a tutti, scusate per i 2 minuti di ritardo. Intanto un saluto a tutti i presenti, che sono molti qui oggi, al Sindaco di Padova, il magnifico Rettore dell'Università di Padova, il Presidente della Provincia di Padova e Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e poi ho dimenticato qualcuno, ovviamente l'Assessore Marcato che si è aggiunto a noi oggi, l'Assessore Bottacin, l'Assessore Lanzarin e poi tutti i partecipanti, le delegazioni che ci sono. Io approfitterei in questa fase di saluto di fare la parte ordinaria di queste conferenze stampa, e quindi do il bollettino velocissimamente, quindi non mi soffermerò tanto sul bollettino per poi parlare insomma di questa operazione che è assolutamente storica. Quindi un saluto anche a tutti coloro che sono collegati che ci vedono in diretta, e so che sono tanti, e quindi vorrei darvi già dei primi dati. I tamponi si stanno avvicinando a 300.000, sono 277.000 e giustamente è un grande numero, sono 9.474 più di ieri, quindi 277.543 sono 9.000 e praticamente quasi 500 più di ieri. Le persone positive sono 16.738, sono 334 più di ieri. Ovviamente arrivano tamponi, magazzino che ovviamente adesso viene evaso, e quindi abbiamo questo dato. Ricordo sempre che sui positivi è un dato aleatorio, perché tu hai positivi in proporzione ai tamponi che fai, quindi non confrontate mai le diverse comunità in base ai contagiati, perché non vuol dire nulla, perché noi abbiamo questi positivi su 277.000 tamponi. In isolamento abbiamo ancora 9.914 persone, i ricoverati in questo momento sono 1.368, sono esattamente 39, una quarantina in meno rispetto a ieri. Ecco, qui vedete che sui ricoveri ormai siamo a 2 settimane sostanzialmente di discesa, di certo non discesa rapidissima, ma comincia, diciamo, a implementarsi. Le terapie intensive scendono bene ancora, siamo a 163, sono meno 14. Quindi calano i ricoverati e calano le terapie intensive. Non vuol dire che calano le terapie intensive e restano stabili i ricoverati, o peggio ancora aumentano. Vuol dire che si esce da terapia intensiva, ma si esce anche dall'ospedale. Questi sono tutti pazienti che escono dall'ospedale dopo 3-4 settimane. I dimessi in totale ci dicono che abbiamo curato 3.600 persone fino ad oggi, quindi i dimessi totali sono 2.232. I morti in ospedale 989, più quanti, scusa? E poi vediamo anche il dato totale rispetto alle altre strutture. 1.181 invece è il dato totale. Dopo vediamo le carte, ragazzi. I nati nelle ultime 24 ore sono 98. Allora, 2 brevissime considerazioni, perché oggi vi volevamo parlare e abbiamo degli ospiti assolutamente che hanno cose importanti da dirsi. 2 brevi considerazioni. Il trend c'è, la convivenza col virus c'è, lo abbiamo detto anche ieri nella conferenza stampa con il Rettore e il Professor Crisanti, sono tutti, e noi adesso attendiamo, questa settimana è cruciale rispetto ai provvedimenti del governo, non escludiamo che si vada nella direzione di avere già nelle prossime ore, noi domani dovremmo avere una prima riunione importante tra presidenti di regione, immagino sia domani mattina presto, da come ne ho parlato col presidente Bonaccini, nella quale faremo un punto finale prima dell'ultimo confronto col governo rispetto alle aperture. Posso dirvi, e continuo a dirlo, ho visto che si offendono sempre di meno persone, quindi vuol dire che hanno capito che il lockdown non esiste più. Guardate, anche stamattina venendo in macchina, mentre guidavo in autostrada, dicevo vorrei fare un filmato, perché non si può guidare e fare i filmati, fare un filmato di che colonne di macchine vedevo sorpassare, di camion e altre robe. Non dico che siamo al 100%, ma sicuramente un 40-50% l'abbiamo raggiunto, il che non è una colpa, però io posso anche portare un'esperienza, premesso che
da un momento all'altro con colpo d'aria può cambiare la tendenza, questo segnatevelo, ma posso portare anche un'esperienza che è quella di questi dati. Voi dite cosa sta dicendo? Sto dicendo che dopo 15 giorni di questa situazione si continua a scendere. Quando noi abbiamo tolto i 200 metri da casa avevamo la preoccupazione della recrudescenza, no? Della ricaduta. Abbiamo visto che in 15 giorni non abbiamo avuto ricadute. Perché? Perché i cittadini rispettano le regole, perché si deve utilizzare la mascherina e per favore evitate di scrivermi che non ho la mascherina quando faccio la conferenza stampa. Lo abbiamo capito. Basta. Il che non vuol dire che non si debbano rispettare le regole. Non penso che sia un fatto che uno, cioè, se me la tolgo un attimo non succede nulla, sono tutti con la mascherina, quindi non ci autoinfettiamo. Però voglio dire che è fondamentale rispettare le regole, quindi a preghiere ai cittadini sulle mascherine. Quindi le mascherine noi abbiamo distribuiti 10 milioni, i dispositivi si iniziano a trovare e guardate, ho letto una rivista scientifica che dice che qualsiasi dispositivo di protezione naso e bocca, rivista internazionale, non roba fatta in casa, dice che è sufficiente ed è utile per la non diffusione del contagio. Ormai vedete che molti se le fanno anche in casa, in tessuto. Hanno fatto anche un'analisi di quelle in tessuto, di quelle lavabili, di quelle fatte con la camicia vecchia, che uno si taglia un pezzo di camicia di cotone e si fa. Ecco, dicono che vanno bene tutte. Non a caso l'1,3% dei 10.000 medici testati in Veneto sono negativi, sono positivi, il che vuol dire che hanno funzionato i dispositivi. Ma loro erano al fronte, sono al fronte, non sono come noi che facciamo una vita normale. Solo per dirvi questo. Bene, mi zittisco. Allora, vi devo dire, ringrazio intanto il tavolo, ringrazio principalmente il dottor Flor per il grande lavoro che ha fatto nel portare avanti questa partita. Io ve la faccio breve. Guardate, io penso che oggi sia una giornata storica, lo dico a tutti i veneti che ci stanno ascoltando, a tutti coloro che sono collegati, che vedranno i vostri servizi stasera, domani. Mi ricordo sempre che tutti mi dicevano, quando siamo partiti con questa storia dell'ospedale, mi dicevano ma non ce la farete mai, non ce la farai mai, anzi perché la sconfitta ha solo un responsabile, non ce la farai mai, no? E la verità è che noi siamo partiti da un'eredità che io ho trovato nel 2010, che era uno scatolone pieno di, io lo dico così simpaticamente, di rassegna stampa più che di provvedimenti, cioè di provvedimenti non ce n'erano. Abbiamo rimesso in ordine i fattori della produzione, devo dire che la collaborazione con l'Università di Padova è stata assolutamente eccezionale, come con il Comune, con tutte le amministrazioni comunali che ci sono state, e non ultimo ovviamente col sindaco Giordani, con la presidenza della provincia, sempre in questo percorso diciamo di gioco di squadra, e questo lo dobbiamo definire come tale, e se si gioca in squadra tirando tutti dalla stessa parte si arrivano a questi risultati. Stiamo parlando di 2 ospedali da 900 posti letto, via Giustiniani, che sarà l'ospedale della città, molto smart, molto figo, perché vedrete poi cosa verrà fuori, cosa abbiamo immaginato. Padova Est, il policlinico universitario di standing internazionale, dove ovviamente l'università cura in maniera top e ricerca, perché è questo che vogliamo fare. Non è solo un ospedale. Ed è esattamente, posso dire, il riconoscimento che dobbiamo dare a questa accademia scientifica illustre di Padova, e penso che sia il vero riconoscimento che possiamo dare ai tanti che hanno lavorato, che hanno studiato, insomma. Io penso che avere questo supporto accademico quotidianamente per noi sia un valore aggiunto. L'abbiamo visto con l'emergenza coronavirus. Punto. 2018 luglio abbiamo firmato il primo accordo di programma. A novembre 2018 abbiamo fatto il passaggio di proprietà che abbiamo firmato, poi la variante urbanistica di oggi, che è una variante importante, di mezzo ovviamente Flora ha portato avanti tutte le partite della VAST, delle valutazioni, tutto quello che bisognava fare, ma oggi mi interessa dire che quello che dicevamo che volevamo fare e che qualcuno diceva che erano solo frotte, come quando dicevano che le Olimpiadi era una suggestione, le Olimpiadi le abbiamo portate a casa, adesso portiamo a casa un'altra suggestione che è materica, cioè dicevamo noi immaginiamo un ospedale nuovo
policlinico universitario a Padova Est. Fra l'altro noi portiamo a casa un'area di 50 ettari gratis, e qui devo dire che c'è stata prima l'amministrazione Bitonci e poi assolutamente il sindaco Giordani, col quale devo dire che abbiamo collaborato assolutamente in maniera profittevole, perché se non ci fosse stata questa collaborazione, zero qua. Anche perché noi corriamo forte, lui ha tentato di correre di più di noi, ma alla fine che siamo rivali assieme. Bene, abbiamo corso assieme. E quindi dico, Padova Est, tutta questa storia, e poi la città, qui non si riqualifica, si fa solo un intervento per un ospedale da 900 posti letto al massimo, ma si fa un progetto di rigenerazione urbana dove si tornano a portare in evidenza quelli che sono gli elementi della storicità della città, il Parco delle Mura. Quante volte avete sentito parlare di Parco delle Mura? Allora, qualcuno diceva, quando discutevamo con la sovrintendenza, giustamente, che ringraziamo, si dice sempre, ma se guardiamo il tassello del mosaico non lo vediamo mai il mosaico. Immaginate che alla fine vedrete questa cosa qua, però da qualche parte bisogna iniziare, no? E alla fine vedrete questa cosa. La scopriremo dopo. Ringrazio ancora la provincia, perché la provincia è, come si può dire, è partner importante in tutta questa partita, l'urbanistica, insomma tutto quello che abbiamo potuto fare, e direi che questo è il frutto di un lavoro di squadra ed è un regalo per il territorio. Sapete, bisogna anche progettare. Io poi capisco che c'è qualcuno che mi scrive che fra 20 anni, qui Flor ci ha garantito, ci ha messo anche una fiducia sulla sua abitazione, ha garantito che la realizzerà in 8 anni. No, dopo magari risposto la casa è intestata alla moglie, dopo ho capito perché l'ha fatto. No, a parte le battute, qui si diceva dal pronti e via 8 anni, un annetto è già passato, siamo a buon punto. Se ci danno un po' una mano, magari adottando delle procedure speciali straordinarie, che non vuol dire non fare le gare, ma che vuol dire che abbiamo capito che la sanità è un'emergenza e questa è una soluzione dell'emergenza. Capite che è un fatto anche culturale. Se è vero che si riesce a fare un ponte che si chiama l'ex Morandi a Genova in un batterbaleno, è altrettanto vero che se si vuole con le scartoffie lo possiamo fare anche noi in ospedale velocemente. Se questo fosse un privato, in un paio d'anni ce lo fa inaugurare. Fate in modo di farci lavorare come una mentalità da privati, rispettando le regole. Guardate, noi abbiamo scritto all'autorità nazionale anticorruzione, abbiamo coinvolto tutti su sta partita, cioè alla luce del sole. Dopo i pessimisti ci sono sempre in giro, ma non hanno mai scritto pagine di storia i pessimisti, mai. Pensate a tutto quello che avete studiato, avete sempre trovato eroi e sicuramente positivi. Basta, non aggiungo altro, scopriremo alla fine. Io passerei la parola al sindaco Giordani, quindi cedo il posto solo momentaneamente. Non mi candido, tranquillo. No, abbastanza il mio lavoro, tranquillo. Basta, tu vinci qua di mio candidato. Io sono assessore. No, marcato. Sta migliorando. Io ho sempre avuto bulldog, anzi mia moglie ha sempre avuto bulldog. Bulldog è tranquillo, ma è sempre pronto. Non conosco. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Come ha detto il Presidente, è una giornata storica. Veramente sono molto molto contento. Per me, per i padovani, per l'amministrazione, per il Veneto. Io ricordo che con il Governatore abbiamo raggiunto l'accordo in 6 mesi. Questo vuol dire fare, per quanto mi riguarda, buona politica. Io sono un civico, lo ricordo, e non mi interessa niente in bianco, rosso e verde, mi interessano i risultati. In questo caso i risultati li abbiamo ottenuti. Con l'aiuto dei miei tecnici, indispensabile aiuto di Luciano Flor, hanno lavorato 2 anni e mezzo per raggiungere a questo risultato. Noi continueremo a lavorare sotto l'aspetto tecnico, questo, per cui ci sarà sempre la massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, perché vogliamo avere l'ospedale in collaborazione con la provincia, l'Università di Padova, importantissima. Saranno 2 poli, come ha detto il Governatore, 2 poli di eccellenza, 900 posti letto più 900 posti letto. Un pronto soccorso nuovo, molto importante. E devo dire che io sono orgoglioso di questa situazione, perché dimostra
io sono orgoglioso perché sono di Padova e sono veneto, perché abbiamo dato un'immagine a livello nazionale e internazionale in questo frangente di questa pandemia che siamo veramente bravi sotto tutti gli aspetti. Oggi complimenti, non sto facendo ruffiano, non mi interessa, insomma, però siamo stati bravi. E quando parlo con i miei amici a livello anche internazionale abbiamo fatto una figura eccezionale. Chiaramente i morti sono sempre morti, che sia chiaro, ma però rispetto alle altre zone bisogna levarsi tanto il cappello per quanto riguarda Padova. Abbiamo avuto tipo il professor Chisanti, che ho piacere di conoscere, bravissimo. L'università è stata determinante. Per raggiungere questi livelli bisogna fare squadra, bisogna lavorare, come ha detto il Presidente, lavorare tutti assieme. Lavorare tutti assieme si raggiunge un risultato importante. Anche a me dicevano, non ce la farai, Zaia ti frega, a me non mi frega niente. Abbiamo raggiunto... Zaia ti frega? Io mi fido, non mi ha mai imbrogliato Regione Veneto, sono sempre stato in linea perfetta. Abbiamo fatto tutti gli accordi che, compreso con il governatore, sono stati mantenuti fino all'ultimo. Luciano Flora la stessa cosa, per cui ho fiducia cieca e sono sicuro. Io ho detto a Luciano, da dopodomani ti chiamo un giorno, stalking, per cui voglio che sia fatto l'ospedale di Padova, perché Padova veramente è un'eccellenza. Padova sarà, oltre ad essere capitale del volontariato, sarà capitale della sanità, perché abbiamo una grande università, un grande ospedale, grandi ospedalieri. Ci manca la struttura sarà fatta. Vi ricordo che anche una rigenerazione per quanto riguarda Padova. Adesso l'ospedale di Padova è un accrocchio di tante cose messe assieme nel tempo. Alla fine ne uscirà, e adesso vedremo, qualcosa di interessante e positivo anche sotto l'aspetto di rigenerazione. Vi ricordo che la Regione si è impegnata a fare il parco delle mura, bonificare tutto. Si è preso un bel impegno la Regione, costa quasi 50 milioni più o meno, per cui Padova sarà diversa e Padova Est sarà qualcosa di eccellenza per quanto riguarda l'università. Per cui ho finito, io dico solo che lavorando assieme, indipendentemente dai colori politici, alla fine si hanno i risultati, e di questo io sono contento. A me interessano i risultati e non altre cose. Tranquillo che non mi cambio, ho altro da fare quando ho finito. Neanche a me. Grazie comunque a tutti quanti, perché quando si lavora tutti assieme veramente si hanno grandi risultati. Professore Zuto, il magnifico rettore, poi... Scusate un attimo, sono io qui che... Allora, professore Zuto, magnifico rettore, poi Presidente Bui e infine chiude il floor per la parte tecnica. Bene, buongiorno a tutti. Sono anch'io lieto di essere qui a porre la firma a nome dell'Università in un momento storico. Credo anch'io che possa giustamente essere definito storico, ed è storico non solo per quello che andiamo a costruire, per l'impegno che ci prendiamo oggi. Oggi è il momento di non ritorno, è il momento in cui le istituzioni prendono la decisione definitiva, ma avviene anche in un momento particolare, in un momento simbolico, e non possiamo dimenticare che se oggi i numeri del Veneto sono numeri, comunque numeri che ci ricordano la gravità di questa infezione, che ci ricordano quale emergenza abbiamo affrontato, e sono i numeri di tutto il mondo, non sono i numeri solamente dell'Italia. Oggi possiamo guardare qualunque paesi considerati di riferimento, e vediamo che devono pagare tributi di cittadini e cittadine alti. Bene, quindi soddisfazione non si può esprimere, però certamente se c'è stata una regione che ha saputo mitigare questi effetti, che ha saputo rendere questi effetti meno drammatici, quindi ridurre il più possibile, come abbiamo visto, le ospedalizzazioni e i decessi dei cittadini e cittadine, questo è stato il Veneto, e questo è avvenuto perché le istituzioni che rappresentano i cittadini, e sappiamo quanto importante è la partecipazione dei cittadini alle azioni di prevenzione, le corrette abitudini, le istituzioni sanitarie. E quell'istituzione che è di ricerca, di formazione anche sanitaria, che è l'università, hanno lavorato assieme. Io credo che il successo è il gioco di squadra che citava il governatore nell'emergenza che affrontiamo. Bene, che in questo momento di emergenza, nel momento in cui noi vediamo la luce
finalmente nel momento di emergenza possiamo guardare anche al futuro della sanità, possiamo anche immaginare che stiamo costruendo quella struttura sanitaria del futuro che ci permetterà di essere sempre più efficaci nel rispondere alle nuove emergenze. Questo mostra che questo gioco di squadra, questa unità tra le istituzioni paga sempre ed è importante per l'emergenza di oggi ed è importante per la strategia futura. E la strategia futura è quella che ci farà trovare pronti in quelli che saranno i bisogni di sanità e le emergenze che ci saranno. Io vorrei fare appunto quindi un ringraziamento forte alle istituzioni. Il governatore ricordava come quando non solo a te, sai, dicevano ma cosa credi? Farà mai l'ospedale? Non dico che mi dessero dell'illuso, ma qualcosa che ci assomigliava molto. Però ci abbiamo creduto. Noi ci abbiamo creduto e abbiamo detto no, a quest'opera arriveremo, a quest'opera è fondamentale perché la salute dei cittadini sia realmente tutelata. Tu non devi mai accontentarti, devi immaginare di costruire un ospedale che sia il migliore possibile in quel momento e per questo hai bisogno di strutture adeguate. Bene, quindi veramente un grazie a tutte le istituzioni, al comune, alla provincia, però lasciatemi dire un ringraziamento particolare vorrei fare al dottor Flor, perché essere arrivati oggi alla firma, puntuali, aveva fatto un cronoprogramma nel quale, come dicevamo, e mi unisco anche all'appello del governatore perché ci sia concesso di essere rigorosi, controllati nelle azioni che vengono svolte, ma più rapidi possibili. Non rompiamo quest'idea che per essere corretti bisogna avere una marea di procedure che prendono tempo. Si può essere corretti operando in maniera efficace e leale ed essendo giudicati dopo per quello che uno ha fatto, ma non con una marea di carte in partenza. Quindi io credo che condivido totalmente questo appello e spero che questa linea del tempo si accorci. Però che in questa preparazione arriviamo puntuali, perché questa è la risposta che dobbiamo dare. Quando siamo stati travolti dall'emergenza coronavirus e chi è responsabile di un ospedale che ha curato così bene centinaia di cittadini veneti è riuscito anche a rispettare l'impegno che si era preso, io credo che questo sia motivo di legittimo orgoglio per il dottor Flor e di gratitudine da parte nostra. Noi oggi arriviamo puntuali, arriviamo a volere finalmente vedere, e questa è l'ultima cosa che vi voglio dire, un ospedale che nasce progettato in maniera moderna. Spesso succede che si costruiscono gli stabili e poi si occupano e quindi tu sei costretto ad avere una organizzazione sanitaria che occupa degli spazi disegnati secondo uno schema preordinato. Questo ospedale su 2 poli nasce integrato e nasce con una visione che niente viene duplicata o niente è ridondante e quindi inefficiente. Quindi nasce già con una visione di medicina moderna nel quale le diverse funzioni si integrano perfettamente in un'unica struttura che su 2 poli risponde, come è stato detto, a 2 funzioni che sono funzioni complementari e diverse e che insieme costituiscono un apparato unitario. Ecco, questo nasce oggi così e nasce oggi così perché è stato fatto un lavoro di preparazione molto forte. Quindi siamo felici di aver contribuito a questo lavoro di preparazione e adesso vogliamo correre. Grazie Rettore. Presidente Bui, prego. Guardate, c'è un termine che è stato introdotto dal governatore e dal sindaco e poc'anzi anche dal magnifico rettore, che è un aggettivo che non deve passare come retorica o quasi banale, che è assieme. Assieme è importante in un momento in cui soprattutto le istituzioni non sempre riescono a dialogare, laddove anche ci sono degli obiettivi da raggiungere. Padova, il Veneto, le istituzioni territoriali stavolta ci sono riuscite e ci riusciranno anche in futuro. Abbiamo dimostrato che i risultati, anche quei risultati che all'inizio sembravano delle
illusioni si possono raggiungere. In un momento dove le divisioni sono continue, dove le campagne elettorali sono continue, dove ognuno vuole magari raggiungere le rendite di posizioni migliori. Oggi invece abbiamo dimostrato che le illusioni di qualche tempo fa sono realtà e ce l'abbiamo fatta, e quindi il merito, anch'io mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questa realizzazione. Oggi siamo al punto di non ritorno, lo diceva il magnifico rettore, ma siamo alla partenza. Oggi dobbiamo costruire la fase realizzativa e saranno anni di ulteriore impegno, saranno anni di ulteriore impegno che ci devono vedere altrettanto uniti nel portare a casa concretamente il risultato, vedere le ruspe in azione a San Lazzaro, vedere i padiglioni che crescono e vedere e dare mostra della medicina padovana che si apre al nostro territorio, ma soprattutto che si apre al mondo, anche con le nuove tecnologie della medicina, perché non sarà più la medicina che abbiamo conosciuto fino adesso, ma sarà una nuova medicina che probabilmente farà tesoro anche delle esperienze di questi ultimi giorni, dove la tecnologia, l'informatica serviranno per ripensare al nostro modo di costruire e anche di dare servizi. Quindi grazie a tutte le istituzioni, al governatore, al sindaco, al rettore, all'azienda per questo lavoro che oggi è un punto di arrivo dal punto di vista della prima fase burocratica, ma che è il punto di partenza per la realizzazione di questo importante presidio ospedaliero territoriale, ma un presidio che ci deve contraddistinguere in Italia e anche nel mondo. Grazie.